Entro al massimo una settimana, 10 giorni, un nuovo incontro per Safilo. Al tavolo si siederanno nuovamente Regione Veneto, aziende e sindacati. In questo caso è un'azienda che sta facendo delle scelte, per cui stiamo ovviamente monitorando che vi sia continuità produttiva, che vi sia salvaguardia dell'occupazione, ma sappiamo anche che questa azienda, come tante altre, sono qui perché hanno una forza lavoro di altissima competenza e qualità e quindi anche nei momenti delle trasformazioni la leva sul capitale umano resta la cosa più importante. Stabilimento di Longarone, del cui futuro in realtà non si ha conoscenza di nulla di ufficiale. Anche per il fatto di essere quotata in borsa, Safilo non può andare oltre nelle comunicazioni rese all'esterno. Si dice, si teme, ma non si sa. Le crisi purtroppo fanno parte dei cicli economici, quindi non la vedo come, non dobbiamo mai essere terrorizzati da una crisi. Da una crisi dobbiamo capire i motivi per cui ci sono le crisi in queste aziende e intercettare tutte le risorse possibili perché far sì che da una crisi ne nasca un evento di successo. È un mondo che cambia alla velocità della luce, ci sono scelte che sono poi del management di tutte le aziende che riguardano il posizionamento, che riguardano i mercati che si aprono, ma oggi i cambiamenti avvengono direi di semestre in semestre. Il management deve prendersi sempre le proprie responsabilità perché gli errori ovviamente sono in capo all'azienda la maggior parte delle volte perché le scelte sono sbagliate. Noi dobbiamo prendere queste scelte e far sì che non si ripetano e soprattutto prendere le risorse che sono il valore di queste aziende e ricollocarle. Trovare il modo o nell'azienda stessa o ricollocare nel territorio. Non dobbiamo perdere queste risorse perché sono una fonte di lavoro e di competenze che non possiamo assolutamente permetterci di lasciare andare all'esterno.